Buongiorno, oggi vedremo insieme le novità introdotte dalla legge di bilancio per quanto riguarda la materia lavoro. Parleremo di scaglioni IRPEF, decontribuzioni INPS, congedo parentale, assunzioni a tempo indeterminato, smart working, fringe benefit, premi di risultato e le agevolazioni fiscali previste per i rimpatriati in Italia. Per quanto riguarda gli scaglioni IRPEF c'è una modifica rispetto all'anno precedente, quindi rispetto al 2023, infatti c'è una riduzione degli scaglioni da 4 a 3. Per l'anno 2024 fino a 28.000 euro di reddito lo scaglione IRPEF è pari al 23%, dai 28.000 fino ai 50.000 l'aliquota è 35% e sopra i 50.000 euro di reddito l'aliquota per la tassazione è il 43%. Ricordo inoltre che per quanto riguarda le detrazioni per lavoro dipendente assimilati, per i redditi sotto i 15.000 è stata innalzata da 1.880 euro a 1.955. Restando sempre sul filone delle agevolazioni per quanto riguarda i lavoratori, è stata riproposta anche per l'anno 2024 la decontribuzione INPS pari al 7% dell'aliquota a carico dei lavoratori fino a retribuzioni mensili lorde di 1.923 euro, mentre è il 6% per le retribuzioni lorde superiori ai 1.926 e fino ai 2.692 euro. Ricordo che queste decontribuzioni sono fino al totale versamento dell'INPS, nel senso che gli apprendisti che hanno un'aliquota contributiva di 5,84% non è che prenderanno un credito dell'1,16% in più, andrà ad esaurimento di quello che loro dovevano versare come aliquota INPS. Questo qui è previsto per tutti i lavoratori tranne per i lavoratori domestici. Poi c'è un'ulteriore decontribuzione a carico INPS per le madri che hanno più di 3 figli e questo è previsto per il biennio 2024-2026, quindi dal 1 gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026. La decontribuzione è pari al 100% dei contributi a carico delle lavoratrici e solo per il 2024 è prevista questa agevolazione anche per le lavoratrici che hanno 2 figli. Per quanto riguarda le lavoratrici che hanno dai 3 a più figli, la decontribuzione è prevista fino al compimento di 18° anno d'età del figlio minore, mentre per il 2024 per le lavoratrici che hanno almeno 2 figli la decontribuzione è prevista fino al compimento del 10° anno di età del figlio minore. Anche questo ad esclusione delle lavoratrici domestiche. Per quanto riguarda invece il congedo parentale, nel 2023 era stato introdotto il primo mese di congedo facoltativo, di maternità facoltativa, non pagato più al 30% della retribuzione globale di fatto, ma all'80%. Questo è stato riconosciuto anche per il 2024 e è stato aggiunto un ulteriore mese. Pertanto, per chi termina la maternità obbligatoria dopo il 31/12/2023 avrà diritto a 2 mesi di maternità facoltativa pagati all'80%, i restanti vengono retribuiti al 30% della retribuzione globale di fatto. Per quanto concerne poi il 2025 ci sarà un mese all'80% e il secondo mese sarà ridotto al 60% della retribuzione. Relativamente invece alle assunzioni a tempo indeterminato dei dipendenti non sono state introdotte nuove agevolazioni contributive, però è stata data la possibilità alle aziende che assumono appunto dipendenti a tempo indeterminato di avere una maggiorazione del 20% della deducibilità del costo di questi dipendenti a tempo indeterminato, sempre che ci sia un aumento rispetto ai tempi indeterminati nel semestre precedente l'assunzione. Questa maggiorazione del 20% è aumentata al 30% se assumiamo persone svantaggiate, persone disabili, lavoratrici madri con almeno 2 figli o lavoratrici che sono disoccupate o non regolarmente retribuite da più di 6 mesi, giovani che sono iscritti nelle liste di collocamento per cui si possono far valere agevolazioni e chi percepiva il reddito di cittadinanza. Queste sono le agevolazioni che hanno dato alle aziende per le assunzioni di personale a tempo indeterminato. È stata prorogata inoltre dal 31 dicembre 2023 al 31 marzo 2024 l'accesso facilitato allo smart working
per i lavoratori dipendenti che hanno figli minori di 14 anni e per quei lavoratori che hanno determinate patologie e quindi vengono considerati lavoratori fragili. Ovvio che in questo caso ci deve essere una comunicazione da parte del medico del lavoro per poter fare la richiesta agevolata dello smart working. Viene modificato anche il fringe benefit, quindi il limite di esenzione per l'erogazione dei fringe benefit. L'anno scorso, infatti, per il 2023 era pari a 3.000 euro per i dipendenti che avevano figli a carico e 258 euro per chi non aveva figli a carico. Per il 2024 invece è stato aumentato a 1.000 euro per chi non ha figli e 2.000 euro per chi ha figli a carico. Per beneficiare dell'esenzione pari a 2.000 euro, i dipendenti devono certificare con un'autocertificazione inserendo il codice fiscale dei figli fiscalmente a carico. Cosa si può dare come fringe benefit? Il fringe benefit potrebbero essere i buoni spesa, i buoni benzina oppure il pagamento delle utenze domestiche come acqua, gas, luce, il rimborso dell'affitto della casa oppure degli interessi sul mutuo. Oltre a questo è stato riproposto anche per il 2024 la detassazione al 5% dei premi di risultato. I premi di risultato sono dei premi che vengono dati alla totalità dei dipendenti di un'azienda a seguito del raggiungimento di particolari obiettivi. Questi obiettivi vengono indicati da un accordo territoriale o un accordo di secondo livello, quindi aziendale, e siglati dalle sigle sindacali. Oppure è possibile anche redigere l'accordo di premi di risultato e farlo passare al vaglio della commissione provinciale della CNA. Per quanto riguarda invece i rimpatriati, per i lavoratori dipendenti che rientrano in Italia è stato riconosciuto uno sgravio del 50% della tassazione IRPEF e elevato al 60% per chi ha figli minori. Questa particolare detassazione è prevista per chi riporta la residenza in Italia e quindi i redditi che produce vengono prodotti nello Stato italiano, però a seguito di alcune casistiche, nel senso che devono essere iscritti all'AIRE, devono essere altamente specializzati o altamente qualificati, non devono avere avuto nei 3 anni precedenti il rimpatrio la residenza appunto nello Stato italiano e questo beneficio viene applicato se la residenza permane per i 4 esercizi fiscali successivi al rientro nello Stato italiano. Per quanto riguarda i lavoratori domestici, è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate possa accedere agli archivi dell'INPS per verificare i rapporti di lavoro domestici, in quanto non sono risultati inviati tante dichiarazioni dei redditi per cui vi era l'obbligo. Vi ricordo che per approfondimenti relativamente alle novità della legge di bilancio potete fare riferimento ai vostri uffici paghe del mandamento di riferimento. Vi auguro buona giornata.